Come la gente. Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Sveva, buongiorno a tutti, grazie a Radio Libertà e grazie a tutti anche gli ascoltatori che ci seguono, ci ascoltano e poi ci chiamano a nome e prendono gli appuntamenti. Noi siamo un'associazione di volontariato, un ufficio di rapporti sociali a disposizione dei cittadini e abbiamo come base, grazie a questa Radio Libertà, la discussione per quanto riguarda il filo diretto come base. Poi però insieme noi trattiamo anche a livello generale, questo lo sapete, problemi che riguardano il patronato, riguardanti pensioni, reversibilità, riconteggi, eccetera. Oppure emergenze abitative, ACT, bonus vari, eccetera. Poi problemi legali, civili, penali, con informazioni per vertenze civili, penali, sociali. Poi problemi condominiali riguardanti vertenze, misure, registrazioni, passaggi di proprietà, ponteggi vari, eccetera. E poi abbiamo CAF e patronato, tutto a disposizione. Quindi i cittadini che hanno problemi o non riescono a seguire le nuove tecnologie, eccetera, basta che ci chiamino al 328 07 15 232. Noi ci troviamo come ufficio a Lone, in via Volvera 3. Siamo presenti il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 16, in modo tale che dopo aver ricevuto dal vostro telefonata l'appuntamento vi facciamo parlare con la persona giusta per il problema giusto e per le soluzioni giusti. E grazie a questa radio, ripeto, noi abbiamo l'opportunità di darvi le notizie, diciamo, immediate, che sono state scritte magari ieri sera alle 10, sono state registrate e questa mattina, grazie a questa radio, alle 11, possiamo già parlare e spiegarvi tutto. Ecco perché io, nella mia ignoranza, approfitto di tutti i collaboratori volontari che sono con noi e quest'oggi abbiamo a che fare con, per esempio, Diego, abbiamo anche l'ingegnere Diego, però come primo argomento ho deciso di parlare con De Maria Ubaldo, il quale è un pezzo conosciuto per quanto riguarda l'Automoto Club Canavese, e lui ci può dare spiegazioni, realtà e risposte di quello che succede giorno per giorno. Dopodiché abbiamo, per quanto riguarda le problematiche dell'elettrico, che sta toccando l'Italia ormai già ogni giorno sempre più vicino, e lui, essendo un personaggio italo-straniero, perché lui tratta molto anche con l'Inghilterra, la Spagna, la Francia, la Germania, quindi ci dice quello che ragionano e come ragionano e cosa intendono fare. E poi tengo sempre con noi, e voi siete contenti, un personaggio esperto, tecnico, professionista, ma anche politico, come Arturo Caligaro, che è il pezzo politico più importante di una cittadina come Moncalieri, con tutto ciò che sta capitando. E poi penso che gli farò dire, anche se lui non vorrà spiegarvelo, che Moncalieri, ve lo dico così, da senatore, da ignorante, sarà eletta la città più importante del mondo tecnicamente parlando. Così chi ci ascolta è un po' incuriosito e starà attento sino alla fine della trasmissione. Quindi, ringraziando Sveva, che oltretutto ci lascerà, anche questo bisogna che ve lo dico, e non a tutti fa piacere, però ognuno è libero di fare come meglio crede. Allora, va detto, credo, che abbiamo in linea Ubaldo, che per me è un fratello, e voglio fargli due domande per avere due risposte precise, perché vedo che purtroppo il tempo passa. Ubaldo, sei in linea? Sono in linea, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ciao Luigi.
Allora, Ubaldo, ti rompo le palle perché poi ti lascio parlare finché lo puoi spiegare. Senti un po', tu che sei Dimmi. tecnico, perché tu guidi, sei esperto e sei anche un ufficiale di informativa. Qui dice, Ubaldo, devi spiegarlo agli ascoltatori, che il libretto di circolazione da domani, vedi che diciamo le cose giuste, toglilo sempre dalla macchina, perché se te lo trovano così sono guai, cioè 170 euro di multa immediata. Cioè, secondo te il libretto di circolazione può diventare un'arma a doppio taglio? Cosa dobbiamo sapere sui nuovi controlli stradali? Spero di farti la domanda che tu conosci, perché chi meglio di te può conoscerla con le macchine che tratti? Qui dice che del CED se ne parla spesso, poiché come tutte le cose nuove va conosciuto e interpretato, e spiega. Poi dice anche cosa si vede e si scopre con il CED, quindi tu dovrai spiegare tutto questo. Nel momento in cui la gente inserisce la targa nel tablet, ecco, capire cosa succede, si apre una vera e propria scheda tecnica amministrativa del veicolo. Non leggo tutto, leggo solo 2 righe perché poi tu vai avanti per un'ora. Insomma, in pochi secondi la gente ha davanti una mappa completa della vita del veicolo e in parte del suo conducente, e tutto questo senza chiedere un solo foglio. Eppure quel foglio ci vuole, e non è averlo con sé, comporta una sanzione di 170 euro. Il fatto è che per alcuni averselo potrebbe andare anche peggio. Ecco perché forse vengono da noi e da te in ufficio a non rompere le palle, tra virgolette. Poi dice che il libretto, perché alcuni lo dimenticano apposta, e quindi quando alcuni, pur sapendo che verranno multati per l'assenza del libretto, preferiscono pagare 42 e 173 euro e prendersi il tempo per sistemare la situazione prima di mostrarlo, sono cose legali? Assolutamente no, secondo me. Poi dicono, entro un termine preoccupante di libretto in originale, e non è un invito se non si presenta, scatta una seconda sanzione di da 431 euro a 1734 euro. Cioè, adesso divertiti, parla finché vuoi perché tanto non c'è problema. Se riesci a capire quello che ti ho detto e spiegarlo, perché qui ragazzi la gente se non le informiamo noi mica le sa queste cose. A te la parola e grazie per aver accettato, così adesso ti arrangi a spiegare bene alla gente, vai. Ma secondo me questa stiamo rasentando la follia, e siccome probabilmente non sanno più a che cosa attaccarsi per prendere soldi, per recuperare moneta, in poche parole, si attaccano delle cose assurde. Allora io dico una cosa, molti, ne conosco di persona, che lasciano la macchina diciamo così all'aperto, non hanno il garage o comunque le lasciano nei parcheggi eccetera, portano via il libretto, ma proprio perché almeno rimane un qualcosa di personale che riguarda la propria vettura, un qualsiasi cosa, perché purtroppo se ti rubano la macchina, per carità, adesso con la targa si riesce a recuperare subito l'ultimo proprietario, però se tu hai un documento che testimonia che la macchina è veramente tua, e quindi è qualcosa di più che evita un sacco di problemi. Ma tanti come me, ad esempio, non lo tolgo mai da dentro la vettura. È anche una novità questa cosa che tu mi hai detto, sinceramente non ero ancora al corrente, non avevo ancora letto eccetera, però mi sembra veramente follia, cioè, non saprei giudicare per me, a prescindere da tutti i fattori, ma insomma, stiamo scherzando, multe di quel genere lì perché non ho un documento. Ma allora se dimentico a casa la carta d'identità cosa succede? È un po' la stessa cosa. Mi sembra veramente che stiamo rasentando la follia, detto proprio in tutta sincerità. Almeno per questo è il mio pensiero. Diversamente non mi dovrò informare,
prometto che cercherò per la prossima settimana di dirti qualcosa di più di questa cosa, perché veramente mi sembra assurdo, mi sembra veramente una notizia assurda. Io ti do le notizie, lo sai che io sono abituato a dare le notizie immediate perché Certo. nella mia ignoranza riesco ad essere a conoscenza di tutto. Poi quando ci vediamo ti do la documentazione, tu leggi bene certo, me la tutto, studio un capisci attimo. meglio perché sei intelligente e potrai spiegare a tutti quelli delle altre club associati a te e a noi Certo, di come stanno le cose. Perché, Ubaldo, ti sto dicendo questo perché nella nostra radio ascolta gente che non ne verrà mai a conoscenza direttamente di queste cose. Assolutamente Però sì, poi si trova a dover pagare multe, a dover essere denunciato, a doversi trattare male, sentire male per delle cazzate. Perché sono cazzate, Ubaldo, sono cazzate. Se hai la macchina, hai l'assicurazione, c'hai il bollo, che cacchio serve tutta sta roba? Cambiano di giorno in giorno e tu lo sai, difatti, già nelle gare, nelle partecipazioni, nelle competizioni, tu ogni anno, mi pare, se non ogni 6 mesi, mi ripeti che ci sono novità. Racconto cazzate o è vero? No, dici la verità, assolutamente. Su questo dici la verità, ma un conto è il discorso delle, diciamo così, di quello che succede nelle gare, eccetera. Un conto è la vita giornaliera normale delle persone. Cioè, veramente questa cosa mi sembra quasi assurda. E poi anche perché poi comunque ormai cliccando su un tasto hanno tutto, cioè di fatto le forze dell'ordine, i vigili, eccetera, non hanno bisogno neanche di fermarti per capire se tu hai la revisione è stata fatta, eccetera, perché loro prendono il numero di targa, cliccando hanno tutta la videata praticamente che dice e racconta tutta la storia della tua vettura e del proprietario, si può dire. Quindi veramente è solo un espediente per rubare ancora dei soldi. Cioè, scusatemi il termine, ma questa è la realtà, perché se ti fermano loro col numero di targa riescono a vedere e sapere tutto, e se ti fermano che tu non hai il documento in macchina perché magari l'hai messo a casa, l'hai lasciato a casa inavvertitamente, devono farti la multa, ma veramente siamo al furto legalizzato. Perdonatemi, ma credo proprio di non essere l'unico a pensarla così. C'è anche un'altra novità, perché tu come responsabile dell'Automoto Club Canavese, quindi moto, quindi non hai solo auto, qui dice, veramente mi informerò meglio e ne parlerò. A parte quando ci avete le riunioni tu le spieghi cosa pagano le auto che hanno più di 30 anni, però è giusto che gli spieghi come fare avendo l'auto di più di 30 anni o la moto per pagare o non pagare, perché giustamente io lo ripeto, perché alla gente ancora non è entrato in testa, perché l'importo di quest'ultima è notevolmente più basso rispetto a quanto si paga il solito bollo auto, perché per gli autoveicoli pari infatti a 25,82 euro, mentre i motoveicoli pagano soltanto 10,33. Cos'è? Uno sconto notevole di cui approfittare, dato che le spese sono già tante. Tu con le tue o con i tuoi collaboratori, i tuoi iscritti, come la spieghi questa situazione di pagare le auto che hanno più di 30 anni queste cifre? Allora, per quello che so io, e almeno l'atteggiamento che io in primis e anche i miei colleghi che adottiamo, è che se la vettura ha più di 30 anni non deve più pagare il bollo, ma bisogna pagare una tassa, chiamiamola così, di circolazione di 30 euro, ma solo ed esclusivamente se la macchina viene usata, perché chi non la usa, cioè chi ce l'ha ormai e la tiene solo ed esclusivamente in garage come collezionista, non è necessario che paghi 30 euro della tassa di circolazione, diciamo così.
Quindi solo se la si usa bisogna pagare questa tassa che purtroppo è chiaramente rispetto al bollo. Io parlo ad esempio per la Delta, che il bollo era di quasi 600 euro, pagarne 30 a uno, vabbè, per usarlo ogni tanto si può anche fare, ecco, diciamo così. È comunque sempre un discorso di presa di soldi, cioè in qualsiasi cosa, perché poi anche sulle macchine d'epoca ogni 2 anni bisogna portarla alla revisione, sempre se tu la usi, perché se non la usi, vabbè, la cosa è diversa, ma se tu la usi e ti fermano e rischiano di farti la multa, perché non è revisionata. Cioè sono comunque spese in continui, cioè soldi in continui che anche i collezionisti e non solo gli utilizzatori devono continuare a tirare fuori. Siamo in Italia purtroppo siamo in Italia. Sì, ma sono macchine che da 30 anni che paghi assicurazione, bollo, certo, paghi tutto, quindi tutto. Dov'è che manchi? L'unica cosa che cambia letteralmente rispetto alle vetture normali è che la tassa di circolazione chiaramente non è più quella ufficiale in base ai cavalli, o meglio ai kilowatt, ma è solo più i 30 euro se tu la utilizzi. E soprattutto che l'assicurazione, grazie a Dio, siccome sono vetture che vengono utilizzate solo per manifestazioni, per portarle diciamo così, anche solo in esposizione, eccetera, le assicurazioni, bontà loro, hanno deciso di fare delle polizze agevolate per chi è, soprattutto per i collezionisti. E chiaramente io dico una polizza RC, solo RC per una vettura d'epoca, oggi si spende da 250, attorno ai 250 euro, per poterla usare comunque tutto l'anno. Io posso dire ad esempio che siccome sono un mezzo collezionista ho più vetture, sulla stessa polizza ho un certo numero di targhe ed effettivamente poi alla fine ho fatto i debiti conti, vengo a spendere 50 euro ogni vettura di assicurazione all'anno, ma ne ho 7-8, questa è la differenza. Sì, però tu risulti sempre proprietario di 7-8 vetture che hanno già, così penso, più di 30 anni e che quindi non dovrebbero pagare più niente. Teoricamente non dovremmo pagare più niente, in realtà è così, in realtà purtroppo... perché tu non è che con quella macchina sei in giro 24 ore su 24 nei posti più completi, eccetera. Con quella macchina esci solo quando e dove ritieni opportuno presentare quel modello. Certo, io la vedo così, da ignorante, da novantenne. Allora, o no? a tal proposito ti faccio anche un'altra cosa. Domani c'è un giorno da campioni, ad esempio oggi e domani, oggi ad Aie e domani a Ozegna, dove praticamente partecipano delle vetture da competizione, delle vetture storiche, e chi vuole fare un giro su un tratto di strada chiuso ad offerta sempre per i discorsi le varie onlus dedicate ai bambini che hanno problemi di salute. Ok, la raccolta è una raccolta fondi a tutti gli effetti. Io domani mi è stato richiesto cortesemente dagli organizzatori se posso portare la Delta in esposizione, e io domani mattina la tiro fuori chiaramente, ma io ho pagato il bollo di 30 euro per poterla usare e ho l'assicurazione e la revisione che mi scadrà il prossimo anno, comunque pur avendo una macchina del 93 che ormai ha 32 anni. È quello che ti dicevo, macchina, esatto, e se ce l'hai, se uno la vede la ritiene ancora nuova, io parlo così perché la sento quasi anche mia. Scusa Ubaldo, io e te ti considero un fratello, quindi tu hai la roba, io la considero mia, perché ti voglio bene, anche se non potrei averla. No, ma Ubaldo, senti un po', adesso ti ho fatto parlare un po' troppo, ma va bene. Senti, tienti pronto perché anche sabato ci spieghi poi come sono andate le attività di oggi o domani delle gare e se ci sono in futuro altri nuovi incontri, anche se andiamo verso dicembre. Altre manifestazioni. Sicuramente, posso dire ancora 2 parole, ve le dico, ho partecipato come commissario di percorso al Rally di Sanremo lo scorso weekend lungo, venerdì, sabato e domenica, e devo dire che è stato veramente un bello spettacolo.
bello spettacolo sia per i partecipanti, sia per come si sono svolte le varie gare, cioè le varie gare perché? Perché c'era sia lo storico che c'è il moderno e addirittura la Coppa, non mi ricordo più il nome in questo momento, dove c'era un altro gruppo di moderne che girava, tra i quali il Gino, il proprietario della concessionaria Gino Mercedes, che girava con una VRC3 VRC che ha fatto un bellissimo spettacolo. E nelle moderne c'è stato, come avevo già anticipato, la vittoria di Gian Domenico Basso, che è riuscito a spuntarla su Brugnola e quindi a vincere il campionato italiano rally. Molto molto bella, la gara molto bella, e soprattutto poi lo storico, io mi sono lucidato, come si dice, gli occhi, gli sguardi, perché vedere le macchine della mia gioventù, quindi il vincitore Pedro su un Subaru Galaxy degli anni '80 è stato prevalere su De Zanche, che guida una Porsche 911 sempre degli anni '80, è stato un bellissimo spettacolo, veramente. Ok, vi ho detto tutto. Ok, grazie, ci sentiamo sabato prossimo e poi ci vediamo. Mi preparerò su quell'argomento per darvi le ultime notizie, ok? Grazie, Buona domenica, un bacione, buona domenica a tutti ciao. gli ascoltatori. Ciao Luigi, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Allora io adesso, visto che Sveva è precisissima, dovrebbe poi mettersi in contatto con l'ingegner Cudi. Allora, Sveva, approfittane di questo minuto prima del previsto per fare la pubblicità, poi mi metti in collegamento con Diego, così tra Diego e Arturo facciamo l'ultima mezz'ora. Vai tranquilla, grazie. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. Di nuovo a te la linea. Grazie Sveva. Allora, ingegner Cudia, grande fratellone, senti un po', siccome tu sei l'esperto italiano e straniero per quanto riguarda l'elettrico, volevo chiederti per piacere di spiegare, sapendo che in collegamento ci sente più che in collegamento anche Arturo, qui dice auto elettrica no grazie, quali sono gli ostacoli o le vere paure? Cioè resistenza al cambiamento, perché chi meglio di te può spiegarci cosa dicono all'estero e come la pensano in Italia? Perché qui dice il sondaggio fotografa una resistenza concreta legata a dinamiche economiche e gli incentivi statali, pur funzionando nel breve periodo, dimostrano di avere effetti temporanei. Quindi le vendite di auto elettriche si sgonfiano e la ragione è evidente: prezzi elevati, scarsa infrastruttura di ricarica e pregiudizi diffusi. Diego, sto leggendo, non mi invento le parole. Poi dicono, i numeri lo confermano, il 43,8% degli intervistati continua a preferire l'alimentazione a benzina. Quindi lo dico a te, perché tu, parlando con gli altri all'estero, devi insistere che in Italia hanno i coglioni quadrati. Quindi segue il diesel con 38,9,
l'ibrido convince al 10,4%, mentre solo il 5,6% direbbe sì a un'elettrica. La distanza degli obiettivi politici, e Arturo poi ce lo spiega, a scelta di mercato, a giudicare da queste percentuali sono ancora abbassati e alla domanda diretta dall'acquisto il 51,5% degli utenti ha risposto che non prenderà in considerazione un BEV, cioè nel prossimo futuro contro il 12,2 favorevole al 36,3 degli indagati. Cioè, perché gli incentivi hanno effetto limitato? Il mercato frena di colpo. Questo è successo, ecco perché parlo con te come straniero, in Svezia nel 22, è successo in Germania nel 23 e lo stesso schema si è visto negli Stati Uniti con il taglio dei crediti d'imposta dei fondi per infrastrutture di carica. Quindi, come intrinseca ed elettrica, la domanda resterà fragile. Quindi la gente mi sa che di questa storia che diventi tutto elettrico nel 30-35, mi sa che sta diventando una palla, ingegnere. Io parlo come cittadino, tu parla come tecnico e come straniero. Appena il 14% degli intervistati cita motivazioni ecologiche tra le ragioni di acquisto e appena il 7,1% parla di basse emissioni. Quindi tra gli oppositori dell'elettrico il 32% segnala prezzi troppo alti. Poi, nel frattempo, e qui intervieni, mentre in Europa si discute di regole e obiettivi, la Cina corre. Ad aprile 2025, qualche mese fa, Alberto Cudia, Boyd ha superato Tesla nella vendita globale di auto elettriche, segnando un 359%. Quindi io non ti leggo tutto perché sennò perderesti tempo, io ho bisogno di sentirti perché tu sei la persona giusta, al posto giusto, l'argomento è giusto. Io penso di averti fatto una richiesta su un tema giusto, serio o una cazzata quello che ti ho chiesto, Diego? Vai. No Luigi, innanzitutto buongiorno a te, grazie per l'invito e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Libertà e anche ad Arturo Calligaro che ci sta ad ascoltare, in questo momento ascoltando. Allora, il quadro che hai fatto è preciso, non c'è niente da commentare, non perché non voglio dirti niente, c'è una questione che abbiamo sempre sollevato anche da questi microfoni, insomma, anche da questi collegamenti che facciamo. Sì, io mi confronto diuturnamente, cioè ogni giorno con altri ingegneri, costruttori, eccetera. Come abbiamo sempre detto, e i tuoi dati non fanno altro che verificare quello che diciamo ormai da anni, cioè da quando questa politica del cambiamento vuole in qualche modo costringere le persone ad abbandonare i veicoli a gasolio, a benzina fra una decina di anni e viaggiare con quelli a elettrico. E io ho sempre detto, ma non per questione di interesse, ho detto che comunque i motori, le auto elettriche non potranno mai, ma neanche se, e Arturo me lo potrà confermare, ma neanche se di colpo le città si riempissero di colonnine e ci dessero che ne so, e dessero la possibilità di ricaricare gratis. Ma te lo dico francamente perché, nonostante le macchine elettriche siano interessanti, pulite, insomma tutto quello che ormai sappiamo, eccetera, comunque c'è anche una questione psicologica. Noi in Europa, in Italia soprattutto, ma anche nel resto dell'Europa, ormai abbiamo troppa, come dire, ci dicono, quando voi italiani avete
gasolio, benzina nelle vene. E certo, sono più di 100 anni che facciamo auto, facciamo le auto più belle, più potenti del mondo e vanno a benzina, anche se abbiamo già fatto delle Ferrari, delle Lamborghini elettriche, ma sono poche. Ma per un discorso più che altro di vendere qualche auto elettrica anche a chi insomma vuole vedere come si va con l'auto sportiva da 300.000 euro ed elettrica, ecco. Quindi per una questione proprio psicologica, per cui i numeri rimarranno sempre più o meno quelli, non è che nel 2035 e tu hai detto una cosa che non fa altro che confermare quello che diciamo così. Si prevedono già chiamiamole delle battaglie tra i costruttori e i politici della comunità europea, perché non puoi costringere, ecco, ma come ho detto prima, ma neanche se mi blocchi la macchina perché mi costringi a viaggiare con un'auto elettrica. Questo non esiste, diventa poi un discorso anche proprio di diritto di privato, eccetera. Io sono libero di viaggiare con tutte le auto, con tutti i carburanti, con tutte le propulsioni che credo. Le auto elettriche sono una nicchia, vanno bene per certe cose, io dico sempre che dovrebbero essere i primi comuni a utilizzarle, perché comunque fanno meno disastri, perché comunque possono andare in zone, per dare anche un segnale interessante, non forte, un segnale interessante, quella che cos'è, che è quella che tutti chiamano transizione ecologica, che poi insomma è solo vendere poi qualche migliaio di macchine, anche se recentemente ho seguito l'accordo tra la regione Piemonte, l'incontro tra la regione Piemonte e il nuovo AD di Stellantis per poter produrre circa 150.000 auto 500 elettriche, poi non so quante ne venderanno, dove, come, comunque la cosa positiva è che faranno lavorare almeno qualche centinaio di maestranze, ecco, per me, ecco. Poi la macchinetta può anche andare bene, ma comunque avrà dei prezzi alti e mancheranno poi le strutture pubbliche, quelle private bene o male vanno, ecco. Hai citato poi piuttosto, ti lascio la parola così, hai citato il discorso della Cina. Teniamo presente che i cinesi, e adesso anche tra un poco anche gli indiani, così giapponesi, comunque hanno più tecnologia, hanno più elettronica nella loro vita, per cui per loro parlare di un'auto elettrica è come per noi parlare di un'auto a benzina, e quindi non le capiscono certe cose, insomma, ho detto proprio in parole povere. Noi abbiamo gli attributi quadrati e noi siamo stati creati con l'auto a benzina e viaggeremo finché possiamo con l'auto a benzina. A costo, come dico sempre, di pagare anche 3 euro oppure una cifra sproporzionata a quella attuale. In Cina le auto elettriche vanno, c'è tutta una politica di persuasione e anche di mentalità proprio, anche il stesso governi non usa la politica dei bonus, ma proprio l'incentivazione. Tant'è che le auto a benzina in Cina non si vendono più, cioè gli importatori che vogliono vendere le auto a benzina o a gasolio non se ne vendono più, ecco, in proporzione si vendono più quelle elettriche. Ecco perché, come hai detto tu giustamente, addirittura ha superato i numeri della ormai famosa, cioè ormai ultra famosa Tesla, che comunque è un bel brand, ecco. Per cui insomma i numeri che hai detto sono proprio... Sì, ma c'è un altro punto, Diego, scusa se ti interrompo, perché con te parlo io, ma io parlo con te per i problemi dell'elettrico, perché per esempio, Diego, poi ti lascio finire, ma il monopattino elettrico, nato per battere ogni record, velocità e costi come una Bugatti, cioè io volevo capire, nella mia ignoranza,
Perché si è deciso di creare il monopattino nelle città? Per dare comodità alle auto, ai pullman, ai mezzi di trasporto, ai cittadini di potersi muovere con una certa calma, sicurezza e certezza. Poi ti trovi sta roba come una Bugatti, oppure, così ti leggo 2 righe e poi finisci, su quale strade possono guidare un monopattino elettrico? Allora, monopattino elettrico, ti leggo quello che c'è scritto, Diego, non prendermi per uno che dice cazzate. No, Truccato, sfreccia a 82 km all'ora, rischia la rottamazione. Qual è la velocità massima consentita ai monopattini elettrici? Panico da monopattini elettrici. Quanti sono stati gli incidenti mortali nel 2025? Qual è la multa se si viene pizzicati su monopattino senza indossare il casco? Io ti leggo solo delle righette così, poi prossimamente ti leggo tutto l'articolo. Questo vuol dire che con la scusa che si passa all'elettrico non si dà retta, o è gente che non capisce cosa vuol dire, o non è all'altezza, o fanno un tanto per fare, perché tu non puoi dire io la panetteria vendo il pane fresco, costa 10 euro per dire, e poi quando vai trovi il pane di 10 giorni prima duro a 10 euro. E pane è sempre pane, ma c'è una differenza tra il pane fresco e quello duro. E così l'elettrico. L'auto elettrica di una certa portata, quella come dici tu, come quella che hai tu, devi anche sottolinearlo, è una cosa, ma prendere un monopattino di quella portata lì, che poi magari ti va anche a 150 all'ora, cioè è elettrico, ma forse abbiamo persone che non sono all'altezza. Voi all'estero cosa ne pensate dei nostri italiani che stanno giudicando, preparando e programmando per il 2035-30 l'elettrico in Italia? Vai sereno, vai tranquillo, non ti preoccupare, anche se ti sembra che non dici le cose giuste, sono giuste e la gente ti crede, perché poi ci chiama a noi a non e ci conferma la tua presenza. Vai, Diego. Ma allora, parto dall'ultimo punto che hai messo in luce. All'estero hanno, innanzitutto, che se ne dica, per quanto riguarda le automobili all'estero, quindi parliamo di Francia, i paesi che rispetto alla motorizzazione elettrica sono un pochino più, diciamo, chiamiamoli convinti, ecco, diciamo meno più convinti, ecco, insomma, più convinti, e quindi i stessi governi ci lavorano sopra. Ho seguito anche un passaggio dell'incontro che il Re Carlo ha fatto con il Papa ultimamente, insomma, ecco. E l'Inghilterra, per esempio, è un'altra nazione che spinge, insomma, anche per così, vendere e per far utilizzare veicoli elettrici in certi ambiti, ecco. Non tutti, non come succede in Italia, che si vorrebbe dall'oggi al domani che tutti si vada in giro con l'auto elettrica. Quindi all'estero ci vedono gli italiani come un osso duro da superare, cioè lo cosiddetto zoccolo duro da superare per quanto riguarda la transizione elettrica. Siamo più convinti a rimanere ancora nelle nostre vecchie care auto a benzina e a gasolio, ecco, siamo più convinti, tant'è che sono già pronte delle petizioni da mandare poi al Consiglio europeo per prorogare questo 2035, oppure per fare in modo che ci sia un pochino più di libertà, perché comunque teniamo conto che
io posso comprare l'auto elettrica e spendo 30-40, tu puoi comprare l'auto elettrica e spendi 30-40-50.000 così, ma teniamo conto che dietro all'acquisto che noi facciamo ci sono degli investitori, cioè dei costruttori che spendono miliardi e quindi insomma e fanno lavorare migliaia di persone e cercano anche di superare certe crisi che insomma si stanno profilando, ecco, aziende che si chiudono e tutte queste cose che noi sappiamo. Quindi ci vedono come gente, gli italiani sono lì, sono lo zoccolo duro da superare. Poi ce andremo a discutere questa cosa qua. Il monopattino, io ho sempre detto che quelli sono giocattoli pericolosi, insomma, come un po' come i droni che sono nati per fare così, per fare come un po' giocavamo noi quando eravamo piccoli con l'aereo fatto a scuola, l'aeroplanino fatto a scuola, oppure nel nostro piccolo laboratorio, ma più che altro per giocare nei campi. I droni sono nati come giocattoli, guarda adesso che cosa stanno facendo. Quindi, insomma, non c'è bisogno di elencare che cosa, come sono utilizzati. Quindi, voglio dire, il monopattino da 80 all'ora, da 150, io ho detto possibilmente che da un punto di vista teorico, l'ho detto mi pare qualche tempo fa, è possibile andare anche più veloci perché i cuscinetti viaggiano ormai, i cuscinetti le ruote viaggiano ormai, sono in grado di permettere velocità più così. Forse verranno fuori delle gare private, delle cose un po' delle cose che da fare su pista, ma sono più che altro delle manifestazioni così sportive, ecco. Di certo non mi voglio vedere, anche se ti dico comunque che ogni volta che attraverso le strade, che quando in Italia, Milano, Roma e anche qualche volta a Torino, quando attraverso le strade io guardo sempre perché non li senti arrivare e quando li vedi arrivare vedi questi ragazzi, 2 a volte anche 3 su dei monopattini che a occhio e croce, visto che è un occhio allenato, viaggiano tranquillamente a 60-70 all'ora, in 2 su un monopattino, ad occhio così, ecco. Per cui voglio dire, la multa dovrebbero essere salate le multe, è quello che io vorrei sapere, ecco, questo non lo so, forse Arturo magari potrà dircelo, visto che adesso saranno targati i monopattini, se gli autovelox riescono a beccare le targhe dei monopattini che viaggiano ai 70-80 all'ora, ecco. Non lo so, mi informerò, poi magari anche tu potrai vederlo, ecco. Ma non credo che ci siano multe per chi viaggia su un monopattino ai 70 all'ora, magari in 2, non credo, oppure deve essere proprio fermato dalla stradale, dai carabinieri e da No. Ecco, senti un po', Diego, il tempo vola purtroppo, sì. 2 ore di tempo. Anzi, ti ringrazio, ma il tema chiedilo che sabato lo continui perché c'è altre cose per spiegarti. Non te l'ho letto tutto, io ti ho letto solo alcuni punti, ma sabato devi spiegare bene perché alla gente non sono 2 o 3 punti, è la macchina intera, perché non è che se è senza benzina non si preoccupa delle gomme, dei freni o delle lampadine, Quindi mi raccomando Diego, ti ringrazio, ti lascio andare così poi diamo la parola ad Arturo perché devo chiedere 2 o 3 cose importanti anche a lui perché sai che noi come ufficio ci interessiamo, è vero, la maggior parte per quanto riguarda, grazie al filo diretto, il codice della strada, però parliamo anche di problemi diversi per le famiglie, per le case, per le scuole, per le pensioni, quindi devo dare 2 o 3 notizie. Ti ringrazio Diego, poi ci sentiamo sabato prossimo, vai. Senz'altro, ti saluto calorosamente come sembra, ti auguro un buon fine settimana a te e ai radioascoltatori e un saluto e lascio la linea al collega Arturo Calligario. A presto, buone cose a tutti. Ciao, grazie. Sì, così mentre la nostra Zeva si collega con Arturo, che ormai sarà già stanco, volevo ricordare Arturo che oggi ho 3 notizie, una diversa dall'altra, però riguardano le persone che vengono da noi in ufficio, dai, e vengono a chiedere anche altre cose che non sempre riguardano la nostra autovettura. Qui dice Arturo che è introdotta la prima tassa sui punti della patente, primo addebito
a ottobre e siamo al 24, no? Quindi siamo nel mese giusto. E dice, poi voglio la tua risposta, che acquistare e soprattutto mantenere un'auto in Italia è diventato anno dopo anno un autentico percorso a ostacoli, dove ogni chilometro sembra costare più del precedente. E no, non si tratta solamente dei ricorrenti rincari sul prezzo dei carburanti, oppure dei costi legali alla manutenzione. E agli automobilisti italiani devono fare i conti con un sistema di tassazione che tra gli obblighi e i balzelli farebbe perdere la pazienza pure a Mahatma Gandhi. Il nemico giurato di ogni possessore di veicoli è indubbiamente il famigerato bollo auto. Si tratta infatti di una tassa sul possesso che non tiene conto dell'effettivo impiego del mezzo e neppure del fatto che esso sia già stato pagato in fase di acquisto, magari anche profumatamente. Una risposta veloce, perché poi ti chiedo anche com'è la patente di guida, che con certe patologie ora bisogna sapere che non puoi guidarle, non tutti la conoscono, io gli leggerò quali sono le patologie. E poi vorrei chiudere, grazie a te Arturo, dando anche il grande diciamo vantaggio sulle pensioni che questo governo dà dal 2026. Se ci sei Arturo, ti ho fatto 2 domande, divertiti e vai pure avanti tranquillo, grazie. Luigi, lo sto collegando, un attimo solo. Io pensavo che fosse collegato. Va bene, allora mentre colleghiamo Arturo, io leggo agli ascoltatori che le pensioni del 2026 hanno un aumento, cioè c'è una rivalutazione dell'1,7% e sono gli assegni da 1.000 a 1.500 euro, cioè, ascoltatori, statemi bene a sentire. Luigi, Chi quando ha vuoi 5 Arturo è in linea. Sì, così ci ascolta, sì. Allora, le pensioni del 2026, chi ha 500 euro aumenta di 8 euro, chi ha 700 euro aumenta di 11,20, chi ha 900 euro aumenta di 14,40, chi ha 1.100 euro aumenta di 17,60, chi ha 1.300 euro aumenta di 20,80, chi ha 1.500 24 euro, chi ha 1.700 27,20 euro, chi ha 1.900 euro aumenta di 30,40, chi ha 2.100 33,60, chi ha 2.300 euro 36,80, chi ha 2.500 euro aumento di 38,86, chi ha 2.700 euro 45,62 e chi ha 3.100 euro 48,30. Quindi sono aumenti che troverete dal mese del 2000, da gennaio. Vi ho dato le sì, so che c'è Arturo. Arturo, va, perché ti ho fatto 2 domande, non so se le hai sentite. Stavo leggendo i nostri cittadini che vengono lì pensionati, l'aumento che si troveranno sulla busta, come sai, vengono anche a chiederti certe situazioni, perché poi dei giudici ti mandano anche dei pagamenti. Arturo, come stai? Com'è la situazione? Ciao. Ciao Luigi, buona giornata e un saluto agli ascoltatori. Sì, la situazione è che questo governo finalmente si è accorta che anche le pensioni, non solo gli stipendi dei lavoratori, hanno perso
potere d'acquisto grazie a un'inflazione e con l'abolizione di quella famosa scala mobile. Quindi i salari e le pensioni e gli stipendi si sono ridotti perché i prodotti sono aumentati, ma non c'è mai stato un adeguamento. Questo governo se n'è accorto di queste discrepanze, perché una volta si aumentavano le pensioni minime, ma tutte le altre pensioni per garantire un livello dignitoso di quella classe media hanno la necessità di essere adeguate. Io pensavo che in un paese occidentale questo, come succede negli Stati Uniti, questi diritti devono essere tutelati dai sindacati, mentre da noi i sindacati protestano per Gaza e la cosa più importante è Gaza, non adeguare le pensioni all'inflazione e al costo della vita. Per cui questo governo, che magari viene accusato di avere le mani sporche di sangue, ma almeno ha le mani, si sporca le mani con i problemi reali della gente, quelli di coloro che vanno a fare la spesa e a comprare tutti i giorni il pane, il latte e quant'altro, e non di problemi molto lontani dai problemi attuali dei cittadini. Allora, in un paese dove i sindacati fanno altro e non svolgono il loro ruolo, ci pensa fortunatamente questo governo. Saranno aumenti piccoli, ma già la riduzione dell'aliquota IRPEF per i redditi medi è già un altro vantaggio, no? Quindi questo bisogna prenderne atto, è poco, ma come si dice, meglio poco che nulla, no? Meglio poco che nulla, come hanno lasciato incancrenire il problema i governi precedenti, no? Noi abbiamo da 12-13 anni che non vengono più adeguate le pensioni, per cui questo è quanto. Noi lo diremo a chi viene a trovarci a None, gli illustreremo questa manovra e ringraziamo chi ha avuto questa sensibilità per porre l'attenzione su questi temi. E per quello che avete discusso prima con Diego, sarebbe bello appunto approfondirlo in una trasmissione dove ci si possa parlare e confrontare in contraddittorio con Diego, perché Diego è il tecnico, molte delle posizioni non sono contestabili, lui è razionale, non è influenzato dalle ideologie come sono influenzati molti che si dicono professionisti del settore, ma che alle loro spalle hanno interessi da difendere, molti interessi delle multinazionali da difendere, quindi condizionano l'opinione pubblica, e lo vediamo col condizionamento in Europa, no? Dove l'Europa si è resa conto che questa follia green porta alla crisi e alla povertà in Europa. L'unica che non se n'è accorta è la Spagna, che in qualche modo non condivide le prese di posizioni dell'Europa. Sarebbe un discorso lungo da affrontare, che occorre tempo, e magari se tu lo ritieni, Luigi, visto che sei tu che poni all'ordine del giorno, chiamiamoli così, problemi da discutere, se un giorno deciderai di un contraddittorio in questo senso, sarebbe una buona cosa. Magari potremmo pensare anche a organizzare un convegno a Torino. Anche perché mi devi spiegare, perché siamo purtroppo in chiusura, abbi pazienza, ma secondo te, io parlo per la pensione, che è quello che poi, Arturo, è quello che ci tocca di persona, anche tu che sei architetto, hai lavorato in ferrovie per anni, quindi non sei uno che si è trovato i soldi per strada, ma aumento, stanno facendo un poema dell'1,7%, cioè l'1,7% lo dai a chi prende 3.000 e lo dai a chi prende 500 euro. Ma cosa gli serve? Che aumento è? Scusami, chiudi bene così, politicamente. Dai una battuta anche politica, Arturo, ormai siamo alla fine, non ci possono fare niente, dai, dobbiamo dire come abbiamo sempre fatto per tutta la vita
quello che è giusto e quello che pensiamo. Cos'è sto 1,7 a chi prende 500 euro e a chi prende 3.000 euro? Dai, l'aumento sulle pensioni. Poi vengono da noi a non a romperci le palle, dai, lì ci sei e non puoi dire di no. Le vivi anche tu queste cose. Dagli una risposta e poi chiudiamo. Se no, vorrei riprendere una battuta di Pozzetto, che non è l'entità ma è la percentuale che conta. Purtroppo un ragionamento, o fai un discorso di tassazione progressiva come è stata fatta con degli scaglioni e con delle indennità, dovresti mettere l'1,7 con un minimo di, che ne so, di 100 euro. Allora sì che avrebbe un senso, per cui, come dici tu, chi prende 500 euro si vedrebbe aumentato, che ne so, di 50, il minimo 50-100 euro al mese, e poi da un certo livello allora vai con la cosa progressiva, con l'1,7%. L'1,7% vuol dire recuperare l'inflazione di un anno e mezzo che abbiamo sul nostro stile di vita, quindi recuperi solo l'inflazione di un anno. Ma quanti anni non è stata recuperata questa anche minima cifra dell'1,7%? Perché adesso ci troviamo con un 1,7%, ma quando gli stipendi hanno perso il 15-20% del potere di acquisto. Allora le 500 euro che hanno perso il potere di acquisto del 20%, è chiaro che non gliele puoi dare al di fuori di una certa scala di progressività, e quindi avrebbero dovuto fare come in altri casi fa lo Stato quando ti chiede le tasse, no? Che c'è una percentuale ma con un minimo. No? Tu vai a pagare una tassa di successione, una denuncia di successione, no? Il minimo è 700 euro, quindi anche tu sei solo un pezzo di terreno di 1 metro quadro, no? Devi pagare 700-800 euro perché è il minimo. Allora dovrebbero adottare lo stesso sistema anche per i cittadini. No, io ti do l'aumento dell'1,7 con un minimo di 50-100 euro, allora avrebbe un senso, no? E sarebbe visibile. Solo che questo per i nostri burocrati non è un argomento da approfondire o da sentire, quindi applicano. Arturo, purtroppo, però sabato prossimo mi spiace, invece di fare l'ultimo mi sa che ti chiamerò per primo, così con Cudia mi ha arrangiato a fare la trasmissione. Ti ringrazio, ci sentiamo in settimana perché ho bisogno di te, lo sai, anche per la mia salute. Grazie. Ci vediamo in settimana. Un saluto agli ascoltatori, una buona giornata e un ringraziamento ancora alla nostra regia che è sempre efficiente. Buona giornata a tutti. Grazie. Ringraziamo anche la nostra regista, la nostra Radio Libertà. Vi ricordo che noi siamo a None, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dalle 14 alle 16. Voi chiamate 328 07 15 232. Il nostro motto, che diventerà anche il vostro, è meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. Ringraziamo Radio Libertà che consente, voi lo avete la dimostrazione, di dire a tutti quello che pensano, come la pensano e come vorrebbero poter risolvere i problemi. Grazie, un bacione a tutti e a risentirci a sabato prossimo. A voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto,